Italy. Bimbo di 4 anni cade nel pomeriggio dal terrazzino di casa da un'altezza di 4 metri a Mestre, ricoverato d'urgenza a Padova in pediatria. È grave. All'indomani dell'incendio al Teatro La Fenice, i consiglieri del gruppo misto puntano il dito contro l'amministrazione. Nonostante i finanziamenti siano arrivati, non è stata ancora completata la rete antincendio. L'opinione degli studenti veneziani dopo l'imbrattamento del leoncino in piazza San Marco: molti sono d'accordo con Zaia e Brugnaro, servirebbe una posizione esemplare. Preoccupazione tra gli abitanti di quartiere Pertini dopo che nei giorni scorsi alcuni cacciatori sono entrati nel bosco dell'Osellino facendo razzia di fagiani. Polemica per la festa dedicata a San Michele a Mestre. Da Mestrini, commenta il presidente Conte: ci sentiamo privati di qualcosa che in tutte le altre città viene dato per scontato. 2 ottobre, festa dei nonni, una giornata per celebrare l'importanza del ruolo nelle famiglie e nella società, lo stesso giorno in cui la Chiesa celebra gli angeli custodi. Stasera puntata da non perdere, a 20:10, ospite nei nostri studi Giampaolo Manca, ex esponente di spicco della Mala del Brenta, il suo racconto di redenzione nel libro All'inferno e ritorno. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. In primo piano la cronaca: un bimbo di 4 anni è stato ricoverato all'ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitato dal terrazzino di un'abitazione. A Mestre il piccolo ha fatto un volo di circa 4 metri. I sanitari del 118, una volta stabilizzato il bambino, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale All'Angelo di Mestre, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Successivamente il piccolo è stato accompagnato nel reparto di pediatria a Padova, dove si trova tuttora ricoverato. La prognosi è riservata. La polizia ha eseguito un sopralluogo per ricostruire la dinamica dell'episodio. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un incidente. All'indomani del nuovo incendio al Teatro La Fenice di Venezia, i consiglieri del gruppo misto puntano il dito contro l'amministrazione comunale. Nonostante i finanziamenti siano arrivati, sostengono, non è stata ancora completata la rete antincendio della città storica, un'opera complessa della necessità della quale si è cominciato a parlare proprio dopo il tragico rogo del 96. Vediamo. Quanto avvenuto al Teatro La Fenice dimostra l'assoluta urgenza di completare la rete antincendio nel centro storico veneziano. A sollevare il tema i 2 consiglieri del gruppo misto Renzo Scarpa e Ottavio Serena, che alla fine di settembre avevano inviato una lettera al premier Giuseppe Conte, al ministro dell'Interno Matteo Salvini e al prefetto Vittorio Zappalorto, proprio per denunciare quella che considerano un'inadempienza da parte della giunta comunale. Lunedì è andata bene, osserva Serena all'indomani dell'episodio, perché le fiamme sono divampate in una zona dove sono presenti gli idranti, ma la prossima volta potremo non essere altrettanto fortunati. È un problema che si può verificare all'improvviso in altri punti di Venezia che semmai non sono a posto con la rete, e quindi i danni potrebbero essere ingenti, con persone coinvolte, feriti o addirittura morti. Nella lettera inviata pochi giorni prima dell'episodio, i 2 consiglieri sottolineavano la gravità del mancato completamento della rete antincendio, che a loro dire espone a un elevato rischio una città particolare come Venezia. Tutto ciò si legge nella missiva, malgrado siano stati trasferiti sufficienti fondi della legge speciale nel 2016 che Farsetti abbia incassato 30 milioni poi ceduti ad altri comuni. Ci sono dei fondi ovviamente destinati da parte dal centro, diciamo, solo che si pensa che verranno utilizzate nel 2019, ma io ribadisco, non si può attendere e rinviare di anno in anno questo problema, perché ripeto, già doveva essere esaminato e affrontato nel 2017 e anche nel 2018, cioè il rischio e la gravità della situazione è dietro l'angolo, è in agguato dietro all'angolo.
Paura ieri sera per un incendio divampato in una lavanderia in via Maia a Bibione. L'allarme dei vigili del fuoco è arrivato intorno alle 21:15. Poco dopo gli operatori sono giunti sul posto con 2 squadre provenienti da Portogruaro e La Tisana. I pompieri hanno lavorato alcune ore per mettere l'area in sicurezza. All'interno dell'attività, fortunatamente, quando le fiamme sono divampate non c'era nessuno, quindi non si sono registrati feriti. È compito ora dei tecnici, dei vigili del fuoco, valutare quali siano state le cause che hanno scatenato le fiamme. E sull'imbrattamento del Leoncino in piazza San Marco ad opera di alcuni studenti vandali in preda all'alcol abbiamo sentito il parere di altri universitari. Oggi siamo andati a Venezia, sentiamo. Studente, cosa ne pensi? Vabbè, che sono dei deficienti, cioè appunto. È uno sfregio secondo me sia della città sia anche che danno cattive speranze agli studenti che vogliono venire qui a Venezia, in poche parole ad apprendere l'arte, la città d'arte per eccellenza. È assolutamente inqualificabile questo gesto sicuramente. Un gesto che non si fa per il rispetto della propria città comunque, e anche se non è la loro non si fa in nessuna città, perché comunque è una cosa di tutti, è una cosa che devono vedere tutti e che non va rovinata. Cosa ne pensate dell'idea del sindaco Brugnaro e del governatore Zaia di metterli sulla pubblica piazza perché tutti possano vedere quello che hanno fatto e chi sono loro, chi sono i responsabili? È giusto? Penso sia giusto, sì. Penso sia giusto perché comunque bisogna far vedere chi sono e non dico che devono pagarla, però è giusto comunque che si riconosca questa cosa, insomma. La trovo un po' estrema, intanto già il fatto che la ragazza si sia fatta avanti e abbia insomma denunciato il fatto, secondo me è già stato un messaggio di speranza insomma, per tutti quanti i giovani che si pentono delle loro geste insomma un po' scellerate da giovani. Davanti a tutti può essere forte, però certamente un bel messaggio che forse tutti quanti gli altri ragazzi scoraggerebbe tutti quanti gli altri ragazzi a fare gesti di questo stampo. Comunque ci vuole secondo me una punizione esemplare, anche una presa di posizione da parte dell'università e anche comunque una condanna generale della città e da parte anche degli studenti, perché sicuramente non è una cosa giusta, anzi è una cosa molto vergognosa. Ed ora la cronaca giudiziaria perché si è aperto un nuovo processo al 38enne albanese accusato di essere l'autista della famosa Audi gialla. Sentiamo. È conosciuto come l'autista di quell'Audi gialla che ha seminato il panico per mezzo nord-est, diventando un caso di livello nazionale. Vasir Rama, albanese di 38 anni, è sul banco degli imputati davanti ai giudici del tribunale collegiale. I fatti contestati risalgono al gennaio del 2016, quando, secondo l'impianto accusatorio, assieme a 2 complici venne messo a segno un colpo in una villetta di Torreglia, quindi ad Abano Terme, dove erano stati sorpresi dai carabinieri durante un tentativo di furto e si erano coperti la fuga esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco. Poco dopo il trio torna in azione in provincia di Vicenza con dei furti in abitazioni di Romano De Zelino e di Cassola, ma è nei giorni seguenti che l'Audi gialla, rubata dal parcheggio dell'aeroporto di Milano Malpensa e spinta da un motore da 500 cavalli, diventa definitivamente un caso nazionale. Le segnalazioni e le intercettazioni si susseguono da Trieste, dove nonostante i colpi sparati in aria dalla polizia sfugge di nuovo, fino a Vicenza. Fughe spericolate ad altissima velocità, come sul passante di Mestre imboccato contromano per 5 chilometri, provocando un tamponamento nel quale perde la vita una 58enne russa. Infine l'incendio dell'auto tra i comuni di Onè di Fonte ed Asolo nel Trevigiano, quando evidentemente il trio si sentiva braccato dalle forze dell'ordine. Arrestato in Grecia nel settembre 2016, Vasir Rama era stato già condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere nel giugno del 2017. Nuovo contributo per la realizzazione del terminal di gas naturale liquefatto al porto di Venezia. Ad annunciare lo stanziamento di fondi è stata la Commissione europea, che metterà sul piatto 12 milioni e 100 mila euro, cifra che andrà a sommarsi al precedente finanziamento di 6,4 milioni di euro, raggiungendo così la cifra di 18 milioni e mezzo di euro di capitale finanziario. Il progetto prevede la realizzazione di un terminal costiero di GNL
nel canale Sud a Marghera, che avrà una capacità massima di stoccaggio pari a 32.000 metri cubi e sarà in grado di gestire sino a 900.000 metri cubi all'anno di gas naturale liquefatto, approvvigionando navi gasiere di media dimensione, operando una distribuzione attraverso bettoline, camion e treni. Nel sostenere il progetto del terminal GNL, il Porto di Venezia ha scelto di anticipare gli obblighi di legge e di intercettare le evoluzioni del mercato, accelerando sul greening delle attività portuali, ha dichiarato Pino Musolino, presidente dell'autorità portuale. Il progetto risponde all'esigenza sempre più pressante di ridurre le emissioni dei trasporti. Il governo non dialoga con noi, per ora vedo molti spot, così critico il presidente di Confindustria Venezia Marinese, ieri sera ospite a Ring. Sentiamo. Ma qui il grande problema è che non c'è un centesimo di euro sugli investimenti. Qui il deficit si fa sulla spesa corrente, non c'è un centesimo di euro sull'investimento. Allora bisogna spiegare ai nostri figli che qualcuno in generale decide di guadagnare 1.000 euro e di spenderne 1.100 non perché si compra una casa, non perché sta facendo un investimento, ma li spende da conto economico. C'è un governo, ci piacerebbe avere delle proposte, ma non degli spot pubblicitari, perché anche questa manovra è tutta da vedere. Sino all'altro ieri sembrava che fossimo all'1,6%, adesso siamo arrivati al 2,4%, bisogna vedere in questo documento di programmazione finanziaria quelle che effettivamente sono le misure. Se non lo capiamo diventa soltanto un litigio, e il litigio certo non fa bene né al Paese né ai cittadini, perché questa litigiosità mi preoccupa tanto. Non da imprenditori. Chi litiga? Tutti, litighiamo tutti, tutti. Boccia esprime un'opinione e dall'altra parte Calenda risponde dicendo che il Confindustria è leghista. Di Maio con Confindustria non vuole parlare. Nel momento in cui si dice qualcosa a favore o contro qualcuno, automaticamente o sei per o sei contro, è un paese che secondo me sta rivoltando completamente il senso civico e il senso di appartenenza che tutti noi dobbiamo avere. Andiamo ora al quartiere Pertini, dove c'è preoccupazione tra i residenti dopo che nei giorni scorsi i cacciatori si sono davvero scatenati. Sentiamo. Qui avevamo 6 coppie di fagiani, le avevamo adottati ormai perché ci scorazzavano vicino mentre noi facciamo giochi e passeggio con i cani. E insomma sono arrivate queste macchine con cacciatori e dei imbecilli, si sono buttati all'interno del bosco e hanno, in 2 giorni hanno ucciso tutti i fagiani che avevamo all'interno del bosco. C'è preoccupazione tra gli abitanti di quartiere Pertini a Mestre dopo che nei giorni scorsi alcuni cacciatori sono entrati nel bosco dell'Osellino facendo razzia di fagiani all'alba. Li hanno uccisi tutti questi imbecilli, che poi la paura che abbiamo è che ci sparino anche addosso, perché avete sentito l'altro giorno cosa è successo, no? Con la caccia ogni tanto ci rimane secco qualcuno, e siccome qui abbiamo la gente che cammina, che ha cani, che ci sono bambini, prima o poi ci lasciano il cadavere, quindi stiamo molto attenti, siamo preoccupati e insomma dai, dobbiamo in qualche maniera vigilare ancora di più, e non solo noi del comitato di quartiere. I cittadini sono attenti e scrupolosi, ma questo non basta e chiedono aiuto. Un controllo maggiore, noi ci mettiamo l'anima per tenere sotto controllo questo quartiere. Voi tutti lo sapete, abbiamo un comitato di quartiere molto forte, abbiamo un controllo di vicinato molto attivo, però questi qua vengono da fuori, questi 4 imbecilli vengono da fuori e il rischio che facciano del male a qualcuno è reale. Pubblicità, ora linea alla regia, tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ha lasciato una coda polemica la festa lo scorso fine settimana dedicata a San Michele, patrono di Mestre e della polizia. Sentiamo perché.
Per la prima volta ho mancato all'alzabandiera che dà inizio alla festività di San Michele, patrono di Mestre. Volevo sottolineare con la mia assenza la totale mancanza di importanza data alla festa del patrono, che una volta rivestiva effettivamente un'importanza pregnante. Così Vincenzo Conte, presidente della municipalità di Mestre, spiega la sua defezione alla cerimonia di sabato scorso, notata con qualche mugugno da alcuni esponenti della giunta comunale. I pur doverosi festeggiamenti di San Michele come patrono della polizia, sostiene, sono ormai l'unica cosa rimasta di quella che un tempo era una grande festa popolare che vedeva l'intera città riversarsi in piazza lungo tutta la giornata per partecipare ai numerosi eventi di cui ormai resta solo il ricordo. C'erano le giostre, c'erano le bancarelle, c'erano tutta una serie di iniziative che sottolineavano che San Michele è il santo protettore della città di Mestre. È anche il santo protettore della polizia, però quella a Mestre è sicuramente secondario, sempre rispettando l'importanza della polizia. Del resto sono figlio anche di un poliziotto. Da mestrini, sostiene Conte, ci sentiamo privati di qualcosa che in tutte le altre città viene dato per scontato. È una città che come tutte le altre ha il suo santo patrono e in quella data le città lo festeggiano e lo onorano con iniziative a tutto campo, sportive, sociali, culturali e quant'altro. Non è più sufficiente l'alzabandiera con l'inno nazionale. Purtroppo, polemizza il presidente di Mestre, tutto ciò che riguarda l'identità della terraferma da alcuni anni sta venendo sistematicamente ignorato da chi guida la città. È veramente grave che questa amministrazione in qualche maniera, in maniera strisciata, tenda a obnubilare tutto ciò che riguarda la città di Mestre. Parliamo ora di prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno, perché è salpato ieri da Venezia il vaporetto rosa. L'Ottobre Rosa prende il via con la prima delle 5 tappe in laguna del vaporetto che promuove la prevenzione del tumore al seno. Partenza da Piazzale Roma, direzione San Zaccaria. Al primo viaggio hanno partecipato, oltre che numerose Pink Lioness, la presidente del Consiglio Comunale Damiano, la vice sindaco Colle e l'assessore al turismo Mar. È stato molto emozionante, c'erano tantissime persone e questa sfilata in Canal Grande, anche vista da tutti i turisti, è stata davvero bella. Ogni lunedì del mese toccherà diversi punti del territorio, anche la terraferma, San Giuliano, Marghera, anche le isole dove anche il dottor Dalben ci diceva c'è proprio bisogno di diffondere la cultura dello screening, della prevenzione anche in quelle zone della città. A bordo, medici specializzati hanno informato sulle attività di screening offerte dalla sanità pubblica nel veneziano, spiegando soprattutto alle più giovani l'importanza di monitorare i cambiamenti del proprio corpo, illustrando la tecnica dell'autopalpazione. Il tumore alla mammella sta crescendo in maniera esponenziale e non solo donne cinquantenni ma anche le più giovani, quindi la cosa importante, il messaggio importante appunto è quello di dire prendetevi cura di voi stesse e cercate di capire se ci sono cambiamenti nel vostro corpo e affidatevi ai medici. Il battello è dotato di uno spazio per le visite senologiche effettuate a bordo da staff specializzato. Tutto gratuito ma con prenotazione obbligatoria. Le prenotazioni sono già tantissime, so che mancano solo quelle di Murano, quindi tutto il territorio è stato coperto, tantissime chiamate, tantissima partecipazione. Prossima tappa lunedì 8 ottobre con partenza da Parco San Giuliano. E da oggi 2 ottobre è una giornata speciale per tutti i nonni. Martedì 2 ottobre, festa dei... Non lo so. Nonni. Ah, bene, è la mia festa allora. La festa dei nonni giunta in Italia soltanto nel 2005 con la legge 159. L'obiettivo, celebrare l'importanza del ruolo dei nonni nelle famiglie e nella società. Festa datata 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra gli angeli custodi. Regali non ne voglio assolutamente, sono contenta così. Mi basta avere il mio nipotino, giocare assieme e sono contenta, siamo contenti tutti e due così. Fra poco andiamo a prenderlo a scuola, che è il primo anno. Che le mie figlie siano felici, che i miei nipoti siano felici e ci basta così, perché già non aver malattia è già una bellissima cosa. I nonni cosa servono? Qua una volta ogni tanto vengono a trovarli, ma non è che sia
capisce? Mi sento nonno, sì, li vedo, ho piacere di vederli. La paghetta gliela si dà ogni tanto? Gliela do quando vengono, sempre gli do la paghetta. È anche bella paghetta. Come l'aiuta il nipote, il nonno? Andiamo a passeggio assieme, parliamo assieme, facciamo i compiti assieme, un po' di tutto. Quanti anni ha suo nipote? 3 mesi, è piccolo ancora. Ecco, quale forza le dà questo bambino di 3 anni, suo nipote? Purtroppo non posso fare niente perché sono in pedia, ma vedo, mi sento bene, basta che lo veda. Quello che tiene insieme la famiglia, i nonni per me. Cosa vuoi dire a loro, ai nonni? Purtroppo ai miei nonni non posso più dire niente. I nonni d'Italia comunque, i nonni del Veneto. Tenete duro. Che forza le danno i suoi nipoti? Ah, grandissima, grandissima, perché prima si vive per i fiori e dopo per i nipoti. Ciao Tommaso, Vediamo magari, che cos'è? ciao Rossana, ciao a tutti. Ciao. Saluto da nonno, come si chiama lei? Gianni. Ed uno sguardo alla nostra programmazione, perché questa sera dopo i TG c'è una puntata speciale di 20 e 10 davvero da non perdere. Ospite nei nostri studi Giampaolo Manca, ex esponente di spicco della Mala del Brenta. Nel suo racconto La redenzione, nel libro All'inferno e ritorno, intervista in esclusiva quindi di Ferdinando Avarino a Giampaolo Manca questa sera a partire dalle 20 e 10. E poi in prima serata torna il grande calcio su Antenna 3 con la Champions League. Qui studio, a voi stadio, l'attesissimo programma storico coinvolgente, appuntamento di informazione sportiva torna in prima serata su Antenna 3, quindi dopo 20 e 10 e l'edizione flash del TG del Veneto, il miglior calcio europeo torna in televisione con i commenti delle partite, le emozioni, l'entusiasmo dei tifosi e le immancabili polemiche. In studio nella popolare trasmissione tantissimi ospiti con cronaca e commenti dei più importanti avvenimenti calcistici della settimana. Ed era questa l'ultima notizia e vi ringrazio per essere stati con noi. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 3 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile ovunque. Sarà anche ampiamente soleggiato su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato un po' ovunque, salvo per occasionali ma innocui addensamenti. Temperature minime tra 4 e 9 gradi. Valori massimi in lieve aumento compresi tra 18 e 21 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, dominerà il sole ovunque, sarà asciutto e senza piogge degne di nota e il cielo si presenterà sereno al massimo poco nuvoloso con innocui addensamenti sulle aree costiere. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 18 e 21 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Alta pressione a garanzia del bel tempo anche sulla nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Non si escludono tuttavia degli acquazzoni pomeridiani sulle aree montuose di confine. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.